Gli ho detto: guardi signora, qui c'è un odore particolare e quindi è meglio che controlliamo anche la tubatura interna. Sostanzialmente ci sono delle perdite di gas all'interno dell'acqua. È con questa scusa che un finto tecnico dell'acqua ha abbindolato una coppia di anziani residenti in via Alighieri a Zero Branco, riuscendo così ad introdursi in casa loro. Mia mamma li ha fatto entrare in garage, ha spruzzato praticamente una sorta di gas che sapeva appunto odore di gas e ha detto sostanzialmente a mia mamma: guardi signora, qui è meglio che spegniamo un po' tutto perché poi può saltare per aria tutto. C'era una macchina fuori, una macchina bianca con 2 persone all'interno che aspettavano fuori. Ovviamente al qui c'è gas, questi si sono precipitati dentro. Una parola in codice che ha richiamato altri 2 uomini vestiti in divisa che stavano all'interno di una macchina bianca parcheggiata poco distante dall'abitazione. Simulando scoppietti e continuando ad allertare la signora intimandola di staccare qualsiasi spina in casa, gli altri 2, arrivati a dare manforte al truffatore, si sono presentati come un poliziotto e un vigile urbano di Zero Branco. Quando sono entrati in casa hanno cominciato a dire: signora, sa che l'oro si fonde, perciò è meglio tirar fuori tutto l'oro perché non si sa mai, sai, in quel momento non ti danno neanche la possibilità. Mio papà mi diceva che non ti danno neanche la possibilità di pensare perché sono talmente pressanti che alla fine della fiera, cioè ti portano dove vogliono. E gli hanno fatto tirare fuori tutto quello che avevano, gli hanno fatto aprire la cassaforte e gli hanno preso tutto quello che c'era in cassaforte, compreso quello che aveva nascosto mia mamma, e continuavano a dirgli se c'era qualcos'altro e anche a spingere, a mettere le mani addosso, e poi sono scappati via. Qualcuno forse è riuscito a prendere nota della targa dell'auto che è scappata ad alta velocità. Intanto quello che resta è una grande amarezza. Sono persone che ti sanno manipolare mentalmente, quindi la manipolazione fa sì che tu non hai neanche cioè non hai neanche modo di reagire. Come stanno adesso? Non stanno bene. Non stanno bene, ma soprattutto, sa, il fatto che comunque tu gli abbia da una parte dato e consegnato, magari uno si sente anche in colpa. E poi la rabbia, perché cioè, come fai ad aggirare 2 persone di una certa età, ma con che coscienza?